L'influenza veneziana nel campo della moda diviene evidente a partire dal primo quarto del XVI secolo. Pittori di tutta Italia guardavano ai motivi decorativi e ai preziosi tessuti veneziani come fonte di ispirazione per le loro composizioni, cui si aggiungevano i dettagli sartoriali di grande ricchezza e discrezione, dettati dalle scelte obbligate dai magistrati alle pompe e dalla forma politica della città, la Repubblica. In questo caso ci troviamo di fronte alla ricostruzione in stoffa dell'abito che Raffaello aveva pensato per la sua modella nel ritratto detto La Velata. Sappiamo per certo che Raffaello disegnava modelli di abiti su commissione per le famiglie più ricche fiorentine e romane e la sua creatività portava a delle vere e proprie rivoluzioni nella moda. La prima rivoluzione la portò con la muta, abbassando il punto vita del bustino e rendendo le maniche un unico fissato girospalla, modello questo in auge a Venezia ben prima che egli lo proponesse a Maddalena Doni, e la seconda volta con la Velata. Per ben 2 volte la protagonista del quadro è una modella anonima. Nel secondo caso sappiamo essere la sua storica amante soprannominata la Fornarina, quasi a sottolineare che il protagonista è l'abito. Nella Velata sono molti i concetti veneziani di lusso che vengono ripresi. Innanzitutto l'uso del bianco. Come per il rocchetto, l'abito è in damasco bianco ed écru, a dimostrare che nel momento in cui dovesse essere sporcato lo si dismetterà, non essendo possibile lavarlo. Come abbiamo visto in Carpaccio, il punto vita del busto si abbassa verso la sua posizione naturale e da questo si riparte una ricca gonna. Sotto il bustino si intravede una camicia in doppio strato di voile di seta trasparente, leggerissima, impreziosita da piccoli nastrini neri con capicorda in oro, che richiamano gli augelli. Le fenestrelle delle maniche diventano delle vere e proprie strisce di stoffa, larghe diversi centimetri, e la camicia che fuoriusciva dalle maniche formando il motivo a fiore viene sostituita dalle maniche stesse, tagliate in più strati, sino a creare un vero e proprio motivo decorativo. L'innovazione più importante si rileva però nel fatto che queste maniche sono interamente fodorate in broccato d'oro su damasco di seta. Con questo dettaglio si cambia di fatto il concetto di lusso in Italia. Non più gioielli ostentati a vista, ma un dettaglio per pochi. Per chi lo indossa innanzitutto, e poi per quelle persone che hanno l'onore di avvicinarsi talmente tanto da poter essere colpiti dalla luce d'oro che scaturisce dall'interno dell'abito e non riflette quella esterna. Sul capo la modella indossa un semplice velo di seta lavorata con filo d'oro, trasparente ed impalpabile, e per questo preziosissima oggi come ieri. Prende il posto di fantasiose e pesanti acconciature. In mano porta un ventolino, il tipico ventaglio rinascimentale che poteva essere, come in questo caso, completamente rivestito di stoffa preziosa, damasco in oro seta, cui venivano cucite pietre preziose per aumentare il valore dell'oggetto. Se infatti non si usava più fissare gioie agli abiti, iniziano a comparire gioielli veri e propri da indossare, collane, catene a vita, anelli che fuoriuscivano da guanti consumati ad hoc per evitare l'ostentazione volgare del lusso.